Eder. Mac. Pallister. Il telefono squilla alle 17:17. La squadra mobile chiede l'intervento del medico legale nell'area boscata a ridosso dell'ex Oppi di Trieste, lato via Weiss. Chi doveva coprire il turno è fuori sede a Padova. La sostituta fa sapere che le servirebbero almeno 2 ore per arrivare. Entra così in scena Fulvio Costantinides in sostituzione. Secondo informazioni dirette in nostro possesso, al momento della chiamata stava tenendo una lezione universitaria e decide di raggiungere il sito portando con sé 2 allievi. Il verbale conferma la presenza sul posto, a scopo meramente didattico, di 2 medici in formazione della scuola di specializzazione in medicina legale dell'Università di Trieste. Il percorso viene descritto con precisione. Accesso al comprensorio dall'alto, discesa in auto verso via San Cilino, ingresso pedonale nel tratto fitto di rovi e sottobosco che corre lungo la rete di recinzione di via Weiss all'altezza del civico 16. C'è un varco creato ad hoc nella rete, il punto utile per superare la barriera. Poco più in basso, accanto a un tronco di medio fusto, tra le frasche, emerge il corpo. Le coordinate GPS vengono annotate, ma qui si apre un'anomalia che pesa. Nel fascicolo sono riportate con un valore di latitudine impossibile, 145, invece del verosimile 45. Cioè portano a un punto che non c'entra nulla con la scena. Un errore materiale? Un refuso di trascrizione? Forse. Fatto sta che per chi ricostruisce a posteriori quel dato, così come scritto negli atti, rende opaco il punto reale del rinvenimento. E nel migliore dei casi costringe a risalire al luogo attraverso mappe, foto e descrizioni, invece di affidarsi a numeri puliti. Il cadavere è a terra, sul fianco sinistro, ruotato in parte verso destra, in posizione similfetale. Capo e parte superiore del torace sono contenuti in un sacco nero pulito. Un secondo sacco, sempre esterno pulito, contiene buona parte dell'addome degli arti inferiori. Non si rilevano legature visibili all'esterno dei sacchi. I vestiti risultano integri e indossati in modo normofisiologico. Giubbotto in botto grigio, cerniera anteriore destra aperta, felpa rosso vino, body, cintura, pantaloni bagnati nella parte esposta, calzature tipo scarponcino con suola a carro armato. Al polso sinistro un orologio analogico fermo con cinturino rosa. A tracolla una borsa nera con la scritta Biagiotti. Dentro mascherine chirurgiche, un paio di occhiali da sole integri e una bottiglietta tipo Gatorade con liquido trasparente. Nessun documento. Il volto è nascosto da 2 sottili sacchetti trasparenti leggermente opachi con scritte verdi. Al collo c'è un cordino legato non molto stretto, nodo non presente in sede latero-cervicale sinistra. Autorizzato dalla PM presente, il medico taglia il cordino sul lato sinistro, scosta i sacchetti senza lacerarli, osserva il volto. Non ci sono imbrattamenti ematici significativi, salvo alla narice destra. La palpebra superiore destra appare tumefatta. Nessuna soluzione di continuo evidente alle labbra. Fronte e radice del naso umide e di colorito più cupo della cute circostante. Alle 18:12 viene annotato ciò che, per quanto acquisibile senza manipolare eccessivamente il cadavere onde non disperdere eventuali tracce, è utile alla cronotanatodiagnosi. Rigidità cadaverica in atto in tutti i segmenti, salvo per il rachide cervicale, abbastanza mobile. Cute della mano sinistra un po' imbiancata e raggrinzita a livello dei polpastrelli. Assenza di odori putrefattivi, apprezzabili. Assenza di fauna cadaverica evidente. Non una parola però sulla temperatura del corpo né su quella ambientale. Poco dopo, alle 18:30, lo stesso medico mette nero su bianco la constatazione del decesso. Qui va inserito con chiarezza ciò che risulta da informazione diretta e che spiega molte incongruenze successive. Lo spostamento del corpo prima dell'arrivo del medico legale viene autorizzato dalla sostituta procuratrice Maddalena Kergia. È un punto cruciale per comprendere perché il professionista arrivi su una scena già toccata. E infatti, da quel momento in poi, ogni successiva operazione di movimentazione avverrà solo in presenza del PM e della polizia scientifica. Ma la prima decisione, lo spostamento antearrivo, è quella che segna la scena, e inevitabilmente qualsiasi lettura tanatologica. Il verbale insiste sulle cautele. Ogni successiva operazione di movimentazione veniva concordata ed effettuata sempre in presenza del PM e della polizia scientifica, sempre indossando guanti sanitari.
Alla movimentazione per il trasporto si procede senza rimuovere i sacchi e senza alterare il tappeto vegetale sottostante, che non presenta, per quanto visibile, segni macroscopici. Viene anche annotato in forma descrittiva il contesto climatico, pioggia a tratti e temperature ambientali da giorni superiori alle medie stagionali. È un altro dettaglio rivelatore. Se si annota il quadro meteo, perché non si misura la temperatura? Sul sequestro reperti, il giorno successivo viene formalizzato, tra il resto, il ritrovamento di un guanto da lavoro in tessuto elastico di colore nero con polsino bordato giallo lungo il percorso d'accesso a valle del varco nella rete. È un tassello laterale ma importante per la lettura complessiva delle microtracce. Resta il punto cruciale. In una scena all'aperto d'inverno, con il corpo parzialmente contenuto in sacchi puliti e il volto coperto da sottili sacchetti, la misurazione termica è la misura di base. Temperatura rettale con sonda, temperatura dell'aria all'altezza del corpo, annotazione di copertura e abiti, peso stimato, fattori correttivi. Sono i parametri che consentono di applicare i modelli termometrici classici e stringere l'intervallo post-mortale quando la rigidità da sola dice troppo poco. Qui quegli assi non vengono calati. Il medico preferisce limitarsi a ciò che ritiene meno invasivo per non perdere tracce. È una scelta che si può comprendere sul piano prudenziale, ma che lascia un buco incolmabile sul piano tanatologico. La cronologia, senza numeri, diventa un elastico. C'è un ulteriore elemento che pesa: la genesi in sostituzione. Il turnista non c'è, la sostituta non può arrivare in tempi rapidi, il terzo chiamato corre dalla lezione al bosco con 2 specializzandi al seguito. Il documento stesso consacra la presenza degli allievi a scopo meramente didattico. Secondo la nostra fonte diretta, prima dell'arrivo era stato disposto un riposizionamento del corpo. Ora lo specifichiamo in modo netto. Quell'autorizzazione preventiva viene dalla PM, Maddalena Kergia. Anche tenendo distinti atti e informazione riservata, la sostanza processuale non cambia. Se il corpo non viene fotografato e misurato termicamente nella sua prima condizione utile, ogni discussione successiva sull'epoca della morte viene combattuta con armi spuntate. La catena documentale si chiude con formule prudenti, prime conclusioni che rinviano ogni parere definitivo a TAC ed esame autoptico, autorizzazione della PM alla rimozione, rinvio a sede obitoriale. È la fotografia di una scena gestita con molte cautele formali e 2 assenze sostanziali, il dato termico e una georeferenziazione affidabile. Non significa che qualcuno abbia sbagliato con dolo, significa che, nell'equilibrio tra rischio di contaminare e necessità di misurare, si è rinunciato a una misura che in questo contesto valeva oro e si è tollerato un errore di coordinate che, volontario o no, ha reso più difficile a chiunque in seguito capire con esattezza dove fosse davvero Liliana. E quando mancano il quando e il dove precisi, i racconti possono diventare opposti eppure compatibili. In casi come questo, quei numeri, temperatura e coordinate corrette sono i chiodi che fissano la scena. Qui, quei chiodi non ci sono. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.